Ragazzi, sono appena tornato dalla Croazia e adesso vai di Venezia. Prima partita, orologio a posto, braccialetto anche. Venezia-Torino si parte con questo nuovo progetto Comendiano, dove voglio praticamente registrare con i Ray-Ban un po' la partita, la prepartita, i gol, tutte quante le cose, insomma, quello che riesco a fare. Ragazzi, stiamo andando verso la fermata del bus, sono le 15:44. Ragazzi, è qua l'autobus, eccolo qua, in perfetto orario, e andiamo ragazzi. Tanto fortunatamente l'ho fermata quella. Sì, però dai, l'autobus ci lascia qua, verso Tronchetto Mercato. Tanto secco che sicuro ci sono buona rete, perché come l'anno scorso tutta la gente prevista. Beh sì, sicuramente. Vabbè. Siamo in clima. Sì, eccolo là ragazzi. Là c'è il pontile. Il pontile con prezzo di... Qua abbiamo King George ragazzi, che gasato. Ma non vedevo l'ora, cazzo, il peso. Sì, dai. Per diletto in tutti i sensi. Sì. Non c'è tanta gente per il momento. Sono felicissimo. Molto bene, è perché estate tutti tanti arrivano dopo. Eccoli qua. Siamo pronti per la prima giornata. Vai Giorgione. Aia. Grazie. Pieno? Sì, ma dai. Mamma mia. Vai Giorgione. Cioè ragazzi, in realtà è vuoto, la navetta è vuota, ma sono tutti ammassati fuori perché hanno caldo. Vai, si comincia tra di noi. E niente. Dai che ci siamo. Mamma mia, una sauna. Mi tocca buttare. Aiuto. No, c'è freddo adesso. Scusa. È giusto alle 6:30? Sarebbe l'imbarcadero prima del principale. Ed è o qua? No, cioè l'imbarcadero principale, cioè questo qua è l'imbarcadero, quello dove c'è la navetta per andare. Andiamo direttamente a trovare la cosa. Sì. Siamo arrivati, Venezia sullo sfondo, ciao. Eccoci qua. Ma adesso ragazzi, esiste un altro stadio dove arrivi così? No. E soprattutto un altro stadio dove arrivi con King George, cioè è là il discorso. Adesso non in questa partita, ma nelle prossime partite quella panchina ha un significato importante. Dove mangiamo di solito. Questo ristorantino stellato. Che svolgi, ragazzi. Questo è lo spuntino dei campioni. Guarda le pizzette. Eccole qua. A Giorgio quante ne diamo? No, dopo vediamo. Non hai fame? Devo bere. Ok, vai. Oggi hai preso tutto esaurito o no? 10.000, compresi i tifosi del Torino. Ok. Che possono aspettare un attimo. Ma sì, vabbè, certo. Questo casino in curva non lo penso. E controllare anche lui. Noi siamo i distinti, centralissimi. Eccoci qua. All'interno della agricoltura. E ci facciamo il
che ci siamo. Siamo dentro. Qua c'è la curva. E noi invece andiamo dritti. Distinti sulle gin. La gente torna indietro perché è stufa. Grazie. Grazie. Eccolo qua. Qua c'è scritto, eccolo qua, con le mani quando volete. C'è scritto Venezia FC. E adesso è il momento più difficile allo stadio. Vai. La prima strisciata sempre tradizione, l'ultima. Eccola qua. Aspetta, mi ricordo? Ciao Fioi. E vai. Vediamo lo store. Vediamo un po'. C'è qualcosa di carino? Ah, perfetto. Grazie mille. Ciao, buon lavoro. Allora. Ariok! Ciao Vecchio! Ciao! Dicevi da quest'altra parte, per un attimo. Ho subito shopping compulsivo ovviamente. Vai! Ma mia, questa è mia storica. Questo qua il Matteo dopo tu. Una vetta 2. Un attimo, una vetta 1, ci deve che ce l'ha piena, dentro c'è la muda. Siamo dentro. Con la sciarpetta. Eccoli. Vecchio. Non va bene tutti i casi. Lo so. Vai. Ok. Eccola qua. Guarda che bella, dai, ci sta, cazzo. Dai, ci sta. Sì, sì. Poi figa, doppio. Stassi. Siamo carichi. Vai. Vai che siamo. 17:48. E siamo dentro. Voilà. Vai ragazzi! Vai Fioi! Vai Gioele! Vai! Vai! E adesso facciamo sentire cosa vuol dire essere nella piazza dello Stadio Trento. Facciamo sentire i giocatori, l'allenatore, la comunicazione, oggi gioca l'Unione, fuori la con il numero 4, con il numero 7, Francesco Zampano! con il numero 11, Gaetano Oristario! con il numero 14, Nicolussi Graviglia!
con il numero 20 capitano Joel, Palo! con il numero 27 Antonio, Candela! con il numero 30 Michael, Svoboda! con il numero 32 Alfred, Duncan! con il numero 33 Marin Sverko! e con il numero 77 Michael. Ellerton! Diamo il benvenuto all'allenatore Eugenio, Di Francesco! a disposizione con il numero 26 Grandi, Vai ragazzi! con il numero 25 Cristiano, con il numero 38 Anderson, con il numero 45 Raimondo, con il numero 80 Elandad e con il numero 97 Zumbia. Sempre e comunque forza Lega! E vai di bombone. Vai Marco. Dai ragazzi! Porca miseria! No! Tira! Oh! Venezia! Venezia! E a puttana! Vai Joel! Dai, l'incornata, Giorgio, l'incornata. Id, sai che Id, chiunque va bene. Oh! Tira! Finisce il primo tempo 0-0, va bene così. Due belle occasioni per noi, una potenziale alla fine, però occasione anche clamorosa per il Toro. Va bene così per adesso. Alleluia, finalmente un giallo, yes, boh. Sì, sì, certo.
Vai Joel, girati! Bravo, tira! No! E spara! Pensavi anche a questo, vai in culo! Zitta, morti cani! Venezia! 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 Gol! No! Ho visto gol, ho visto col tiro. Scusi, scusi. No! Ho detto cazzo, ho detto. Non ho visto gol, ho visto col tiro. No, guarda qui. Grande Joel! Grande Joel! Eccola là. Agli ultimi minuti un gol così. Non ho parole. Tira! No! Finisce qua, vaffanculo, va. Buttata via proprio l'arbitro, vaffanbrodo, va a cagare, va. Ciao ragazzi.